Ben ritrovati dalla redazione. A soli 10 giorni di distanza dall'ultimo infortunio in Fincantieri, ancora un operaio che viene raccolto dal piazzale di Panzano per essere elitrasportato a Cattinara, vittima di un grave trauma al piede destro, finito schiacciato sotto la ruota di un carrello elevatore. In meno di 4 mesi è il terzo ferito, appunto dopo il 39enne precipitato il 27 di agosto da un'altezza di circa 2 metri nella sfuggita, un vano scale al ponte 2 della Star Princess, e il 57enne è rimasto folgorato da una scarica elettrica di 690 volt a bordo invece della SEA il 14 maggio, tutti e tre operai in servizio nell'appalto. Ha riportato solo ferite lievi alla testa l'uomo colpito da dei calcinacci caduti dal soffitto mentre si trovava al lavoro a Campo Formido. È successo al civico 118 di via Principe di Udine, sede della Manni Sipre, un'azienda di costruzioni a secco che serve commesse internazionali. A farne le spese un dipendente del 1975 residente a Udine, addetto alla linea di produzione. Un pirata della strada ha speronato un ciclista facendolo letteralmente volare all'interno di un canale. Subito dopo aver disincagliato la bicicletta da sotto il veicolo, dove è rimasta incastrata nella carambola, è fuggito e accaduto a Lignano Sabbiadoro. Il ciclista amatoriale è rimasto gravemente ferito, un 21enne di Limbiate, Monza e Brianza, è stato recuperato dai vigili del fuoco del distaccamento di Latisana, che l'hanno consegnato al personale sanitario dell'elisoccorso inviato dalla Sores. Un fattorino entra in un cortile privato per consegnare un pacco ma viene morso da un cane. Il proprietario finisce nei guai. È successo a Porto Rose. Il corriere, un 34enne, è entrato nel cortile per effettuare la consegna. È stato morso da un Terranova di proprietà di un residente 46enne. Il fattorino ha cercato assistenza medica e a causa del morso è stata avviata una procedura accelerata nei confronti del proprietario del cane. Presentato da Illy Caffè Barcolana il manifesto dell'edizione 2025 della regata, firmato da Robert Wilson, una delle ultime opere realizzate dall'artista scenografo scomparso lo scorso 1 agosto. Illy Caffè ha scelto per Barcolana uno dei più grandi maestri della scena artistica internazionale contemporanea. Il tempo oggi al mattino cielo variabile sulla nostra regione, in giornata aumento della nuvolosità e dal pomeriggio probabili piogge sparse, rovesci temporaleschi. Per quanto riguarda le temperature minime in pianura fra 14 e 17, sulla costa fra 17 e 20 gradi, massime su pianura fra 24 e 27, sulla costa fra 25 e 27 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.